Abbiamo appena dato il via a questa sesta edizione dei mercatini di Natale che vi aspettano in Piazza Virgiliana fino al 26 dicembre, tutti i sabati e le domeniche, dalle 10 alle 19, compreso il ponte 8, 9 e 10 di dicembre. Sono 50 gli chalet, siamo presenti qua in piazza, siamo contenti perché insomma, l'affluenza, come si può vedere, è iniziata, tutto sommato con anche grande senso di responsabilità, e questo ci fa molto piacere. Vi aspettiamo, programma completo con tutti gli eventi e tutte le varie attrattive di questa sesta edizione dei mercatini su mercatinidinataleMantova.it, Facebook e Instagram anche. Quest'anno abbiamo banchi provenienti da tutta Italia, dal nord al sud, con prodotti artigianali piuttosto che handmade, piuttosto che prodotti anche enogastronomici. Vi invitiamo perché si può veramente scoprire e fare un regalo molto particolare qui presso i mercatini di Natale. Al centro della piazza abbiamo la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, 600 metri quadri, aperta fino al 9 di gennaio tutti i giorni, e il trenino turistico che si potrà prendere sia in Piazza Virgiliana sia in Piazza Mantegna per godere di questa città da un altro punto di vista, con questo mezzo molto particolare e tradizionale del nostro periodo di Natale. Oggi è il giorno in cui inizia per Mantova il periodo natalizio. In questo momento l'inaugurazione dei mercatini di Natale, in cui ci sono già tante persone, tanti visitatori, e dopo ci sarà sempre in mattinata l'inaugurazione dell'albero donato dal comune di Bressanone, e poi oggi pomeriggio dalle 17 in Piazza Erbe concerto gospel, per poi avere il countdown verso l'accensione delle luci e della filodiffusione per il centro. È un ritorno alla normalità. Dopo l'anno scorso che abbiamo passato un Natale sostanzialmente in casa, senza eventi, quest'anno riusciamo a ritornare alla normalità. Questo grazie al Green Pass, grazie ai vaccini e anche grazie alla responsabilità di tante persone. Un Natale che sa di normalità e al tempo stesso però non siamo nella normalità, e quindi bisogna avere sempre prudenza. Abbiamo bisogno di vivere finalmente il Natale, però di anche non aumentare i contagi, quindi abbiamo scelto di mettere in campo diverse iniziative, non tutte quelle che mettevamo prima del Covid naturalmente, però molte sì, mercatini, insomma tante iniziative, perché è giusto e lo dobbiamo innanzitutto alla stragrande maggioranza dei mantovani che sono vaccinati, che ringrazio, e che grazie a loro abbiamo potuto riaprire anche la nostra città, l'economia della nostra città, le attività della nostra città, perché se non fosse stato così non sarebbe possibile. E a tutti coloro che non si sono vaccinati dico di farlo, perché non fanno il bene di loro stessi e non fanno il bene della nostra comunità non vaccinandosi. L'appello che faccio a tutti è, nelle situazioni di maggior assembramento, tenere la mascherina anche all'aperto, è necessario, è importante per sé e per gli altri.